Sono Jader, sono autodeterminato, sono veneto autodeterminato. Infatti non sono più italiano da qualche anno, da quando mi sono autodeterminato con i Venetkens for Freedom Front. Non vi spiegherò che cos'è l'autodeterminazione perché ci sono moltissimi nostri video che ve lo spiegano in maniera molto migliore di come potrei fare io. Inoltre c'è il nostro sito venetkens-gov.org, vi permetterà di trovare i nostri contatti e di avere informazioni sul nostro movimento. Ho conosciuto loro durante il periodo in cui ci facevano entrare nei locali, in cui si doveva portare la museruola, in cui chi non la pensava in un certo modo era discriminato, era un reietto. Ero reduce dagli idranti di Trieste, c'ero stato, c'ero anch'io, e ero reduce dalle varie manifestazioni in varie parti d'Italia, Roma, Bologna, Pesaro. In più era parecchio tempo che mi sentivo a disagio, che non mi sentivo più italiano. Andavo con la memoria al referendum truffa del 1866, quando l'Italia, che ancora era in fase di unificazione, si era fraudolentemente annessa il Veneto. Mi venivano in mente tutte quelle migliaia di ragazzi morti per quei pazzi generali della prima guerra mondiale che li mandavano al macello in attacchi suicidi, oppure la seconda guerra mondiale, anche lì una pazzia e soprattutto un'ulteriore prova della fedeltà dell'Italia verso nessuno. Non siamo uniti, non siamo un popolo unito, perché non esiste un popolo italiano. Io difatti sono di popolazione veneta, come esistono i popoli sardi, toscani, umbri, e ciascuno di loro vanta delle tradizioni e delle origini plurimillenarie come il Veneto. Ho trovato questi compagni con i quali dedichiamo la nostra anima e il nostro corpo all'obiettivo di rendere nuovamente indipendente, come lo è già per legge, il nostro Veneto. Eh sì, il nostro Veneto è indipendente grazie alla legge 212 del 2010. Ci sono inoltre tutta una serie di leggi internazionali che ci tutelano, ma se volete saperne di più, mettetevi in contatto con noi perché saremo lieti di annoverarvi all'interno del nostro movimento. Vi aspettiamo!